siamo in Ceuta. Ah, tu non avevi già gli scarponi, ok. Buongiorno! Stiamo mangiando! A buona pappa! Ciao! Partenza! Che brosa! Fortuna che ho l'armadio nello zaino. Non so quante maglie ho in questo zaino. Io ho detto a Franzi guarda se ci sono funghi. Ma qua non credo. Sul sentiero. Fai legna. No, anche no. Ok, siamo un po' più in su. Non mi sono fatta sentire. Ho fatto volare il drone dopo mesi e ho avuto solo difficoltà a farlo spegnere, ma ho sbagliato bottone probabilmente. Per il resto, dai, niente male. Allora, abbiamo passato Piampalù, che è appunto dove avete visto volare il drone e niente, stiamo salendo. Oddio mio, sono stanchissima. Non abbiamo incrociato nessuno, ma veramente nessuno, neanche bestioline. Stava scendendo un gruppo di persone francesi, almeno parlavano francese. Mi giro con calma, Franzi era su che mi aspetta. Io ho il fiatone, poi mi sono fermata a fare una foto alla farfalla, a fare il video e quindi boh. Comunque il sentiero è tutto così, è facile questo qui, anche se per me è faticoso, ma è facile. In un'ora in genere si è su da Maglia Ceuta. Quest'oggi ci stiamo impiegando un bel po' di più perché sto facendo il video, quindi ci si sta di più. Ce l'ho fatta ad arrivare. Ecco. Comunque non vi ho detto, il sentiero è il 475, se vi interessa. Sta uscendo il sole, che bello!
sentiero tutto decisamente fangoso. Sì, l'ideale sarebbe venire su quando è un po' che non piove, ma siccome qua piove praticamente quasi ogni giorno qua su, quindi è un po' difficile trovare proprio secco secco. E vabbè, tra un po' dovremo incontrare anche le mucche, che di solito qua su sono libere al pascolo. Comunque qua su si sta da Dio, il clima è veramente ottimo, bellissimo. Stamattina eravamo partiti che era nuvolosissimo, coperto, proprio brutto, e invece adesso è proprio bello. Vabbè, e continuiamo per questa strada tutta fangosa, che schifo. Cioè, guardate gli scarponi, guardate i pantaloni come sono. Sono pulitissimi. Tanto c'è la lavatrice che lava. Lava, come lava! Ve lo ricordate Calimero? Puccino tutto nero. Io mi ricordo, lo facevano in TV la sera, mi pare. E vi ricordate Lupo Alberto? Anche quello lo facevano la sera. Ecco, adesso siamo arrivati qua e sono i pascoli. Wow! Ma è bellissimo, a momenti stavo cadendo. Ma con lo stabilizzatore voi non vi accorgete di niente. Ecco qua, siamo ai pascoli. Appunto una di quelle, cioè un misto tra una mosca e una zanzara, e ci sono qua su in alta quota, ma mi ha fatto un male, mi ha tirato fuori tutto il sangue. Ecco quel segno che vedete, ma sapete che si sta proprio bene, c'è caldo qua su, è bellissimo. Di solito quando vengo su c'è sempre aria ghiacciata, invece questa volta è bello caldo. Poi qui passiamo in mezzo ai baranci, ancora più caldo. Stupendo sto posto, lo adoro. Di solito ci accampiamo là via, io e Francesca, quando veniamo su, dove ci sono le mucche, un po' più su delle mucche. Buongiorno. Ciao. Ma te ne vai? Oh, antipatica. Ciao. Ciao.
si può fare anche il giro di qua. Giù di là? No, di solito io vado sempre su di qua. Vai sulla terrazza. Eccoci. Rifugio. Dunque, abbiamo mangiato e adesso andiamo dentro il rifugio. Bene, salutiamo il rifugio. Ciao! Cosa fai? E tu? Ciao! Hai paura? Vabbè, scusa. Fai la FIFA blu? Allora, abbiamo incrociato tanta gente, sì che non ho filmato, e qua ci sono altre 3 persone. Sta fotografando il pelmo. Finito, ok. Adesso stiamo scendendo, per cui in caso ci sentiamo più tardi, quando saremo giù o quando ci fermeremo a fare una pausa. Ok, li ho appoggiati per terra. Comunque questa borraccia è ottima, mantiene benissimo il freddo dell'acqua. Vi aggiorno anche sullo zaino, visto che l'ho utilizzato qualche ora addosso, e devo dirvi che è abbastanza comodo. Certo, io non ci sono abituata, ecco, questo è importante, però è comodo. E boh, adesso ripartiamo e andiamo giù verso Malga Chauta. Allora, voi non vi siete accorti di niente, in realtà noi abbiamo fatto un'altra giterella piccola, corta, uscirà dopo questo vlog, ma davvero breve, non aspettatevi un vlog lunghissimo, sarà 5 minuti di vlog se va bene, quindi una cosa proprio piccola. Siamo andati al laghetto e niente, adesso ci manca l'ultimo tratto per arrivare in Malga Chauta. Abbiamo fatto giusto una deviazione, c'era nessuno. Qui c'è il sole di nuovo, c'è tanta gente, tantissima, sì, che mangiano, c'è un profumino buono qui. Adesso mi riempio la borraccia d'acqua, no, finisco l'acqua che... no, mi prendo una Coca-Cola fredda. Ah, sta aspettando me per chiudere il cancello qua, il coso, la corrente, il filo con la corrente, insomma. Senti, stac. Che bravo. Ma perché uno su così? Perché si vede che si è rotta la pinza. Ah sì. Sì, perché stamattina non era così, non era su un coso solo, era su 2. Non so se mi avete capita. Comunque adesso ci fermiamo un secondo qua. Eccola qua, momento croca ghiacciata. Yes. Rieccomi qua. Sembra notte da quanto è buio qui. Ha iniziato a piovere. Infatti avevamo calcolato la gita apposta, di fare una gita corta sia per il mio ginocchio sia per il tempo, ed effettivamente piove, piovigina, cioè qua non piovigina neanche quasi, quindi insomma gita fatta. Spero che il video vi sia piaciuto e spero di essere riuscita a montarlo meglio del solito. Non lo so, me lo direte voi. E niente, io vi abbandono. Adesso noi andremo in baita, infatti stiamo scendendo da Chauta e ci fermeremo un po' là. E boh, dai, i miei non so se stanno ancora mangiando addirittura, ma credo di no, dovrebbero aver già finito. Oddio, già finito, sono le 2:20 quasi, quindi dovrebbero aver finito. Vabbè, noi ci avviamo in giù, quindi vi ringrazio per essere stati qua e ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao!